Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Sono le quindi partiamo con una nuova puntata. Sapete che iniziamo nel nostro consueto modo, che è con i grazie. Proprio ieri siamo arrivati ed oggi quindi abbiamo superato la soglia dei 262.000. Grazie a voi, 262.115 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora, grazie perché continuiamo a condividere ogni giornata di lavoro fatto con quella che noi da sempre diciamo la qualità, l'identità, la provenienza, che sia una scelta consapevole. Noi diciamo sempre facciamo una scelta cominciando da noi. Quindi aiutiamo le nostre aziende, le nostre imprese, siamo a qualche giorno ormai dal Natale e vi dico, sarà bello ricevere direttamente a casa vostra un prodotto che rappresenti la nostra meravigliosa terra siciliana, le nostre eccellenze, i nostri prodotti, il nostro artigianato, le nostre opere d'arte, le ceramiche. Sì, sarà semplice perché basta entrare nel nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com e avrete la possibilità di ricevere direttamente a casa vostra una scelta fra, pensate, oltre 50 aziende, oltre 2000 articoli che potrete scegliere. Sarà una scelta consapevole e anche in un regalo che porterete non solo nelle vostre case, ma anche nelle case delle persone che amate. Detto questo, siamo arrivati al giovedì e sapete che il giovedì abbiamo la nostra consueta rubrica del Chiedimi pure a cura del dottor Davide Morici, esperto in turismo, accoglienza, ma ancora in eventi, in sociale. Insomma, oggi parleremo dei giovani, ma a proposito di giovani, parleremo anche di un argomento molto importante. Qui arriviamo quindi agli ospiti di oggi e proprio per questo vi dico mettetevi un attimo comodi perché oggi è una puntata veramente speciale e parleremo, adesso è un po' un gioco di parole, ma c'entra, di un argomento che ci sta a cuore. Sì, a proposito di cuore, parleremo del grandioso progetto Piccoli Battiti, che è un punto di riferimento, è una rete che coinvolge delle onlus, la Stella di Lorenzo, Abra, il Cuore di Andrea, il Movimento per la Salute dei Giovani. Sono queste onlus che a loro volta coinvolgono altre associazioni, ma ancora enti pubblici, privati, e tutto questo per la prevenzione per le malattie cardiache infantili. Sì, parliamo di bambini e parliamo proprio di prevenzione all'interno delle scuole, di formazione, di aiuto, insomma quanto è importante sia prevenire, e parleremo anche di 13 bambini che sono stati proprio salvati attraverso degli screening elettrocardiografici gratuiti che sono stati effettuati all'interno delle scuole. 13 bambini che poi, così come dice Tommy Occhipinti, che è il nostro gancio per questa giornata e questa intervista, beh, non sono numeri, ma sono nomi. Lorenzo, Marta, Giuseppe, e quindi rimanete con noi, un appuntamento veramente tanto importante da condividere. E ancora siamo pronti, volevo ringraziare in regia Paolo Gatto, in redazione Marzia Monreale. Noi siamo pronti per la puntata e quindi vi dico sigla del Chiedimi pure. Al giovedì la rubrica del Chiedimi pure a cura del dottor Davide Morici. Buongiorno, buongiorno Katiuska, Buongiorno. ben ritrovati a distanza di una settimana, ben ritrovati poi sempre con il popolo di Io Compro Siciliano. Buongiorno, buongiorno, siamo felici Davide innanzitutto perché proprio ieri siamo arrivati ai 262.000 e quindi continuiamo, così come dici tra l'altro sempre,
continuiamo a camminare velocemente. Oggi è una puntata molto speciale perché oggi parleremo di giovani e parleremo di sociale, la solidarietà, l'attenzione verso i giovani, che è una cosa fondamentale ed è soprattutto un grande punto importante in quello che è il progetto Io Compro Siciliano. Beh, io partirei un po' da quelle che sono... Abbiamo novità per questo 2021? Tantissime novità. Diciamo, il 2020 ci ha consacrato come fenomeno social, abbiamo strutturato, e proprio oggi anche diciamo, a tema, visto la giornata dei nostri ospiti, abbiamo strutturato la nostra società come una società benefit, una benefit corporation, quindi comparto imprenditoriale e comparto sociale contemporaneamente, in maniera abbastanza rigida rispetto di quello che saranno le agevolazioni di questa startup Io Compro Siciliano SPSRL. E sicuramente nel 2021 ci sarà il lancio di tante novità e il consolidamento di quanto fatto fino ad ora. Quindi siamo assolutamente carichi e nonostante viviamo quello che viviamo, ancora oggi condividiamo le ristrettezze legate al problema del Covid, ma noi siamo, come abbiamo detto sempre, abbiamo diffuso ottimismo, siamo assolutamente ottimisti, preferisco dire ottimisti e non positivi, e sicuramente il 2021 ci porterà verso grandi traguardi, ovvero la Sicilia nel mondo, come diciamo sempre, sotto forma di prodotto e il mondo in Sicilia sotto forma di turismo. Davide, ci sono tanto che riguarda anche la formazione, tanto che riguarda naturalmente molti altri punti importanti di cui abbiamo sempre parlato, che è l'accoglienza, dicevo proprio importante proprio per i giovani, questo lo diciamo sempre. Sì, forse c'è qualche problema, non so se mi senti bene Katiuska, che ti vediamo bloccata. Sì, adesso io ci sono. Sì, anche l'immagine... Stavo dicendo, è importante. Sì, no, Stavo dicendo quanto è importante sia parlare di formazione, soprattutto quando parliamo di giovani. E anche questo è un punto importante e fondamentale, la formazione, giusto? Sì, sì, io vado avanti perché come immagine ti vediamo bloccata ma ti sentiamo, quindi non so se vale la pena che esci e rientri, non di meno, io intanto vado avanti sull'argomento. Sì, diciamo che il nostro progetto, come abbiamo detto sempre, è un macro progetto con tanti settori, ogni settore lo stiamo sempre più strutturando. Proprio per questo tu parli di giovani e io vado avanti sui giovani. Abbiamo un progetto ben definito legato ai giovani, legati alle università, non solo inteso sotto forma di girare, andare verso per le ospiti e anche tenere lezioni come è successo 2 settimane fa presso l'Università di Messina e comunque l'Università di Messina, l'Università di Trento con cui dialoghiamo in merito al nostro progetto, ma fondamentalmente per supportare quel fenomeno che porta i giovani a spostarsi verso altre mete per necessità, quindi non per scelta di esperienza, che è assolutamente un valore condiviso, perché per fare esperienza bisogna anche confrontarsi con altre realtà, ma per esigenza legata al fatto che la Sicilia purtroppo non... purtroppo rivedo Katiuska, Katiuska ci sei? Sì, Eccomi, ok, sono qui. io stavo da davanti, dicevo... Stavo raccontando il fenomeno dei giovani che sono costretti ad andare fuori, quindi non per scelta legata a una esperienza da voler condividere, perché l'esperienza è un bagaglio che bisogna costruire nel tempo, ma per esigenze legate al fatto che la Sicilia molte volte non permette di costruire. Allora, proprio per questo, più volte abbiamo parlato di Io Compro Siciliano come incubatore di impresa, come incubatore di idee. E abbiamo raccontato di alcuni esempi di fondazioni internazionali, dove una in particolar modo con sede a New York ci sta supportando in un progetto legato all'agricoltura al femminile, cioè ovvero una realtà nuova al femminile. Abbiamo scoperto anche specialmente nel settore dell'agricoltura, nuove realtà. Abbiamo scoperto che in Sicilia si produce, insomma, c'è la papaya, abbiamo scoperto che in Sicilia c'è la canapa, quindi questo fa sì che da un lato abbiamo una terra, come diciamo sempre, che non è una terra, una regione, ma è un continente e che ci permette tanto anche a livello di risorsa territoriale
dall'altro c'è però l'impossibilità molte volte di poter attivare determinati progetti, determinate attività, determinate start-up. Proprio per questo l'attenzione verso i giovani nel creare, e lo stiamo creando e partirà subito a inizio d'anno, un format che verrà lanciato proprio legato al mondo dei giovani, legato al mondo delle università. Noi vogliamo dialogare con le università e creare queste connessioni, quindi fare da collante, da contenitore, da cappello, da incubatore, per creare la connessione tra i giovani e le risorse, perché io ho un'idea e magari ho l'idea anche di o innovare o rinnovare l'azienda di mio padre, che è legata alle tradizioni, dove alla fine poi il connubio tradizione e innovazione è un connubio vincente, però ho bisogno ma non ho le risorse, oppure addirittura ho un'idea o da sviluppare in un determinato settore in Sicilia, che sia l'agricoltura o altro, un'idea su una startup. Perché non farla? Perché non attivarla? Tutto questo significa sviluppo. Allora, attraverso degli screening di professionisti, di un tavolo tecnico che stiamo costruendo, noi andiamo a analizzare l'idea e poi andiamo a cercare le risorse, o perlomeno noi stessi diventiamo collante affinché queste risorse possano finanziare questa attività, questa startup. Questo fa sì che si crea sviluppo, si crea occupazione, si creano i presupposti affinché si possano sviluppare determinate attività in una terra dove, lo ricordiamo sempre, di default il Made in Sicily è forte a livello internazionale, e noi lo stiamo sfruttando nel senso positivo e anche toccando con mano con tutte le attività che stiamo portando avanti a livello internazionale. Lo ricordiamo sempre che Io Compro Siciliano è un progetto a trazione internazionale, cioè vuole veramente portare la Sicilia fuori, ma vuole anche far creare questa vetrina della Sicilia nel mondo, affinché investitori stranieri vengano anche ad investire qua. E questo è quello che stiamo creando e che porteremo avanti, iniziando con questo format legato proprio ai giovani. Non voglio dire più di tanto, perché è un format con cui abbiamo sposato la produzione, e che partirà a inizio d'anno. Quindi forza ai giovani e forza a tutto ciò che è innovativo, per come noi stessi poi siamo nati 8 mesi fa, quindi ben venga questa attività. Davide, grazie. Tra l'altro voglio ricordare a tutti gli amici, a proposito di giovani, anche per il nostro pomeriggio special, che è il partito, questo nuovo format pomeridiano del pomeriggio delle 18, è partito con una giovanissima. Per cui noi diciamo sempre spazio ai ragazzi, perché in questo modo riusciamo a costruire, così come adesso stavi dicendo, cominciamo a costruire delle realtà, delle possibilità in più per far rimanere le nostre belle menti qui in Sicilia. Bene, noi siamo pronti, così come detto anche a principio di questa puntata. Oggi mi sta veramente caro l'argomento di cui stiamo per parlare, perché stiamo parlando di prevenzione di malattie cardiache infantili, parleremo di quelli che sono questi screening che vengono effettuati gratuitamente all'interno delle scuole. È un bellissimo progetto. Questo progetto si chiama Piccoli Battiti. Oggi abbiamo con noi degli ospiti speciali. Abbiamo il presidente dell'associazione La Stella di Lorenzo, Maurizio Fabri, che facciamo entrare in diretta con noi. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Buongiorno. presidente. Grazie per l'invito. Grazie per essere qui. E ancora abbiamo un artista, perché dovete sapere, in quelle che sono le iniziative di sensibilizzazione, ci sono tanti artisti che hanno voluto dare il proprio valore messo a disposizione di un progetto così bello e nobile, e quindi noi abbiamo un importante artista siciliano, abbiamo con noi Ivan Fiore. Ciao a tutti. Ciao Ivan, buongiorno. Ciao Davide, buonasera Catiuscia, buonasera Ciao. a tutti. Ciao Con Ivan, tutto il cuore, eccomi con qua. con tutto il cuore. E adesso mi dice la regia, abbiamo anche il collegamento, il dottor Giovanni Fazio, responsabile dell'unità operativa complessa di cardiologia presso la casa di cura Triolo Zancla di Palermo e del Buonasera Dipartimento di Cardiologia Salve. presso il Poliambulatorio di Porticello, sempre in provincia di Palermo. Buongiorno dottor Fazio, grazie per essere con noi. Buongiorno. Io vorrei iniziare questa intervista parlando del progetto Piccoli Battiti, condividendo questo contributo video con il popolo di Io Compro Siciliano. Vediamo.
Vieni, ti racconto una storia. Fuori l'estate è diventata autunno, il vento trascina nuvole e foglie e l'aria profuma di pioggia e di castagne. Vieni, ti racconto una storia, anzi, una favola. C'era una volta, cominciano quasi tutte così, le favole. C'era una volta un cuore. Lo so, è strano, che razza di favola è? Una favola che narra di un cuore. Il cuore è solo un muscolo, lo sanno tutti, sta qui nel petto e nemmeno sa di esserci, nemmeno sa di battere. Batte e basta. Un tono lungo, un tono breve. È così che inizia questa favola, con un cuore. C'era una volta un cuore di bambino, un cuore stonato. Il bambino non lo sapeva che il suo cuore era stonato. Del resto, chi è che lo sa quando il cuore non va a tempo? Non esiste un metronomo del cuore. Restiamo ancora accanto, tu e io. Continuiamo a parlare mentre fuori piano fa buio e un unghio di luna spunta nel cielo. Siamo bizzarri, un cane che racconta una favola e un bambino che ascolta. Ascolta e sorride. Sorride perché la conosce bene quella favola, è la sua, la favola di un cuore stonato, un cuore che non andava a tempo. C'erano una volta anche le mani che sapevano accordare i cuori stonati. Il cuore del bambino incontrò quelle mani e loro gli restituirono il tempo, quello giusto. È una favola, ma a pensarci bene, senza magia. Non c'è niente di magico nelle mani che aggiustano i cuori dei bambini. Sono mani umane. E se lo dico io, che sono un cane, potete crederci. Alle volte basta poco per riuscire a comunicare, a creare rete, sinergia, affinché questi messaggi possano diventare importanti e soprattutto possano salvare delle vite. Prima di dare spazio ai nostri gentilissimi ospiti per parlare di questo nobile progetto che è il progetto Piccoli Battiti, volevo raccontare un piccolissimo aneddoto. Molti mesi fa, proprio sui social, conobbi Tommy Occhipinti. Tommy praticamente mi raccontò la sua personale storia e io rimasi chiaramente colpita non solo dal racconto legato al suo figliolo, ma naturalmente a tutte queste associazioni, queste onlus e soprattutto a tutte anche le figure professionali che erano state coinvolte affinché questo progetto potesse essere portato avanti, ma soprattutto potesse salvare dei bambini. A nessuno. Pronto? Dottor Fazio? Vediamo un attimino, non so. Sì, salve. Dottor Fazio, ci sente? Sì, la sento, mi sente? La sento benissimo. Io vorrei cominciare a parlare proprio con lei. Tommy, quando mi cominciò a raccontare di questo progetto, e adesso spieghiamo poi anche con Maurizio Fabri in che cosa consiste, quando cominciò a raccontarmi questo progetto, emozionato mi disse: beh, noi abbiamo degli angeli che sono dei medici, e il dottor Giovanni Fazio è questo, perché presta la sua professionalità per refertare poi quelli che sono gli screening elettrocardiografici che vengono effettuati gratuitamente all'interno delle scuole, proprio per la ricerca e la individuazione di eventuali alterazioni che possono essere alla base di una patologia cardiaca potenzialmente fatale per i bambini. E lui mi disse: noi abbiamo salvato 13 bimbi che poi non sono 13, ma sono Lorenzo, Mattia, Giuseppe. Dottor Fazio, partiamo da questo, partiamo da quanto è importante fare prevenzione. Sicuramente la proposta che mi hanno fatto era una proposta estremamente entusiasta e coinvolgente. Me l'hanno fatta Tommy, me l'hanno fatta Maurizio Fabri e mi hanno proposto di fare una cosa che ha una grandissima utilità, quella di fare screening preventivo.
Purtroppo molti degli screening preventivi che venivano fatti nella popolazione italiana sono screening preventivi che sono stati aboliti. La medicina scolastica, una su tutte, è stata eliminata e questo espone a un maggior rischio di non trovare delle patologie che trattate precocemente evitano eventi importanti. L'elettrocardiogramma è una metodica semplice, repertarlo per me è pane quotidiano, mi hanno proposto di fare questo nelle scuole e possiamo dire che a partire da questa attività fortemente voluta da queste associazioni siamo riusciti a trovare e a screenare famiglie che avevano patologie potenzialmente mortali, alcune delle quali sono state sottoposte a interventi chirurgici, altri a impianti di defibrillatore preventivo, non solo nei bambini che abbiamo screenato, ma poi anche in altri familiari delle famiglie. È molto utile fare prevenzione e oggi la sanità italiana è più avanti di tante altre sanità del mondo perché ha la capacità e la possibilità di fare prevenzione. Io invece voglio ringraziare queste persone che mi hanno messo in mano la possibilità di dare una mano d'aiuto, anche perché è molto edificante per me poterlo fare. Grazie dottor Fazio per questa sua testimonianza. Io vorrei parlare con il dottor Maurizio Fabbri. Allora, il progetto Piccoli Battiti coinvolge, così come dicevo, delle Onlus, il Movimento per la Salute dei Giovani, il Cuore di Andrea Ambra e la Stella di Lorenzo. E il dottor Maurizio Fabbri ne è proprio il presidente. Allora, parliamo un po' in generale di quelle che sono le finalità del progetto. Maurizio Fabbri. Ok, grazie. Buongiorno a tutti ancora. Buongiorno. Le finalità, diciamo, è molto semplice. Innanzitutto è quello di sensibilizzare e informare le famiglie sull'importanza della prevenzione in ambito cardiaco. Le famiglie, i genitori di bambini sono molto sensibili ad aspetti quali, per esempio, la difficoltà diciamo, a vedere da lontano, per esempio, la lavagna, quindi fanno fare visite oculistiche. Sono molto preoccupati per quanto riguarda la crescita e quindi magari fanno visitare i bambini dal dentista. Però paradossalmente pochissimi pensano a mettere sotto controllo oppure fare un'indagine molto, molto semplice e assolutamente non invasiva come quella legata a un semplice elettrocardiogramma per valutare la salute del cuore, che è l'organo più importante che abbiamo. Per cui la Stella di Lorenzo e tutte le altre associazioni con cui lavoriamo a stretto contatto in Sicilia hanno proprio questo obiettivo primario. La prima cosa è informare le famiglie sull'importanza di fare almeno in età prescolare un elettrocardiogramma ai propri figli, perché l'elettrocardiogramma letto da una persona esperta è in grado di rilevare magari alcune anomalie a volte anche molto importanti, serie, che possono essere messe sotto controllo e debitamente curate con dei farmaci. Nei casi più importanti possono essere necessari degli interventi chirurgici, come diceva il dottor Fazio prima. Pochissime famiglie sono a conoscenza, sono consapevoli di quanto sia importante fare un elettrocardiogramma, quindi il nostro primo messaggio è questo. Come facciamo a veicolare in maniera efficace questo messaggio? Semplicemente li facciamo noi gli elettrocardiogrammi, entriamo nelle scuole gratuitamente per le famiglie e sottoponiamo a screening tutta la popolazione scolastica, quantomeno quella per le quali noi riceviamo il consenso da parte dei genitori, facendo un elettrocardiogramma che poi viene refertato, analizzato da esperti cardiologi o aritmologi e poi a seguito di magari di anomalie più o meno gravi vengono sottoposte a delle cure specifiche. Noi in Sicilia siamo attivi praticamente dal 2014, sono più di 5-6 anni che siamo attivi in Sicilia, abbiamo sottoposto a screening qualcosa come più di 4.000 bambini e nell'8% di questi screening, di questi elettrocardiogrammi abbiamo rilevato delle anomalie. Alcune sono anomalie semplici che possono poi essere
valutate successivamente con un esame di secondo livello, altre sono un po' più importanti e per alcune di esse è stato necessario appunto fare degli interventi chirurgici. Questo assolutamente cioè questo è successo in maniera assolutamente inconsapevole da parte dei genitori, cioè i genitori non sapevano di avere un figlio o una figlia affetti da una patologia più o meno grave del cuore, e quindi la prevenzione attraverso un esame elettrocardiografico dimostra che questo strumento è assolutamente efficace e permette diciamo, di salvare delle vite in alcuni casi. Dottor Fabbri, è importante naturalmente quella che è la comunicazione, comunicare perché comunicando è il mezzo migliore e immediato per arrivare alle famiglie, per cui entrare anche all'interno delle scuole, così come lei stava dicendo adesso, gratuitamente tra l'altro, perché diciamo che gli screening vengono effettuati nelle scuole gratuitamente, e c'è tra l'altro poi questa parola cuore che può essere utilizzata sotto tanti punti di vista, e questa parola cuore mi piace anche utilizzarla quando si parla di artisti che mettono il loro cuore, la loro generosità, la loro voglia di comunicare anche per lanciare messaggi così importanti. E noi oggi abbiamo qui a testimonianza un attore, cabarettista, lo conosciamo, lui insomma è un volto noto nella nostra meravigliosa terra siciliana, e non solo, perché Ivan vanta tante bellissime esperienze in Italia, insomma è veramente il nostro Fiore all'occhiello, e noi oggi abbiamo qui anche la sua testimonianza. Ivan. Allora, intanto grazie, naturalmente il dottor Fazio, il dottor Fabbri, cioè noi siamo amplificatori di segnale, quindi il nostro compito è quello di alleggerire, ma allo stesso tempo approfondire, intarsiare, perché comunque dico il problema è importante, però a volte, quasi spesso, è poco conosciuto, nel senso, io oramai ne faccio parte, perché Tommy faccio parte della famiglia e so esattamente il problema, però mi rendo conto di persone che conoscono questa problematica seria. Quindi in realtà con la scusa di uno spettacolo, ne abbiamo organizzati tanti, io ho partecipato a tutti, perché è bello dare questo contributo, sapere anche se solo una persona, dico una bambina, un bambino viene tra virgolette salvato, noi abbiamo comunque ingigantito il nostro cuore e il cuore di tutti gli altri, quindi comunque noi comici ci dobbiamo essere, il nostro appunto è veramente amplificare il lavoro straordinario che fanno i dottori, però dico è una questione anche culturale, portare sì che nelle scuole sia talmente una cosa così come comprare i libri, normale, come acquistare una penna, deve essere fatto lo screening, e complimenti al dottor Fabi che ho sentito screenare, che non avevo mai sentito, ed è bellissimo questa parola screenare, quindi dobbiamo far screenare le famiglie, perché prevenire, si è sempre detto, è meglio che curare, quindi noi il cuore ce lo mettiamo, l'importante è che funzioni sempre bene, perché il cuore batte dove la lingua duole, no, non è così. Comunque, insomma, il nostro compito è, se dovessi elencare tutti gli artisti, e siamo tanti, e questa è veramente la capacità di Tommy che ha vissuto in pieno il problema, è una persona, la famiglia di Tommy, incredibile, perché se posso chiattida potrebbe essere anche poco, però dico, è uno di quelli che si mette là e il lavoro proprio preciso, puntuale, meticoloso, cioè non si stanca mai, e martella, se lui deve organizzare un evento quest'estate, è già da 2 anni che tutti i giorni ti mando un messaggio, dice ragazzi tra 2 anni abbiamo quella data, tra 2 anni, cioè, ininterrottamente tu entri dentro questo orologio svizzero preciso, quindi veramente siamo tanti. Senti Ivan, a proposito di sorrisi, io leggo adesso un messaggio, ne approfittiamo per leggerne qualcuno velocemente da parte dei nostri amici che stanno scrivendo durante la nostra diretta, da parte di Mauro Todaro, lui sapete essere ambasciatore del sorriso, del Gogol, e quindi un grande saluto. C'è Salvatore Armanno, buongiorno da Sciacca, ciao Salvatore, grazie per essere con noi. Monica Cello, beh, la conosciamo. Ciao Monica! Lei ha condotto, non solo fa parte del team di Io Compro Siciliano, ma ha condotto proprio una delle ultime manifestazioni del progetto. Buongiorno a tutti e a tutti i bambini di Piccoli Battiti. Ciao Monica meravigliosa. C'è Salvo Bucchieri dalla Francia. Buongiorno Katiuska, giorno a tutti, un abbraccio, ciao Salvo, grazie per essere con noi. C'è Salvina Alcala, la nostra Sedin, buongiorno siciliani, che
puntata emozionante, ed è proprio vero, Celine. Poi abbiamo Rosaria Sfaracello, un grande Grande abbraccio. Rosaria. Buongiorno da Piccoli Battiti, lei è la signora di Tommy. Abbiamo John Blandi da New York, buongiorno. Hi Davide, un sereno giovedì. Ciao John a New York. Cinzia Canitombolo, buongiorno. Ciao Cinzia. Ancora l'ultimo messaggio, Amalia Lopinto, buongiorno a tutti, felice giovedì. Ciao Amalia, grazie per essere con noi. Io volevo Mariano Carbonetti, il nostro chef del team di Io Compro Siciliano, splendido video. Dio benedica i medici che con serietà e amore aiutano persone a vedere una luce in fondo al tunnel e a sperare di avere anche loro una vita semplice come tutti. Bellissimo messaggio Mariano, grazie. C'è ancora John che scrive: Katiuska, il mio Rotary Club, il Verrazzano Rotary di Brooklyn, abbiamo fondato il Gift of Life Italy e abbiamo sponsorizzato operazioni al cuore di 60 bambini, e dobbiamo ringraziare il dottor Giancarlo Crupi, siciliano, che era il primario cardiologo delle Riuniti di Bergamo, che ha fatto tutti gli interventi pro bono. Complimenti ai tuoi ospiti per le loro iniziative. Grazie John per quello che hai scritto. Io vorrei fare l'ultima battuta a giro e chiudere questa puntata. Abbiamo rubato qualche minuto, però capite bene che ne valsa la pena. Davide Morici, io volevo, ne parlo un po' anche come facente parte della squadra, però in questo momento ne parlo oggettivamente, perché devo dire, dare spazio all'informazione e farlo in maniera così importante come la puntata di oggi è importante. Io Compro Siciliano continua sempre più a dare spazio all'informazione. Sì, mi piace pure sottolineare un aspetto che non è soltanto quello dell'informazione, perché si sa che noi diciamo sempre informare per scegliere. Se la gente non sa, non può neanche scegliere. Se la gente non sa, poi nel caso proprio dell'argomento di oggi, scopre situazioni che servono a prevenire, quindi l'informazione è assolutamente di base. Ma mi piace pure sottolineare l'aspetto che attraverso il sociale si può costruire anche impresa, nel senso che tutta questa sensibilizzazione, tutta questa informazione serve affinché determinati indotti si avviino, e indotti significa poi specializzazioni, significa anche coinvolgere nuovi medici, creare i presupposti affinché le cose rimangano nel tempo. Quindi lo diciamo sempre, noi investire nel sociale porta anche sviluppo. Sicuramente un elogio all'attività di oggi. Noi, e lo dico pubblicamente, ci facciamo anche carico di supportare questa iniziativa, e spero prestissimo di incontrarmi con i responsabili proprio per creare le giuste sinergie, affinché un messaggio Io Compro Siciliano possa portarlo oltre anche lo stretto, sia intanto a noi siciliani, ma anche oltre lo stretto, perché sono fenomeni che bisogna supportare e a cui purtroppo ogni tanto arrivano pure delle brutte notizie, e noi dobbiamo far sì che queste notizie non arrivino, e attraverso la prevenzione possiamo fare tanto. Grazie Davide. Presidente Maurizio Fabri, fra le tante finalità c'è proprio quella che è diffondere, e lo diciamo ancora, diffondere la cultura della prevenzione, c'è quello di anche donare, perché oltre alla prevenzione nel vostro progetto c'è anche la protezione. E a proposito di questo, di donare, Presidente, c'è stata una cosa molto bella, che è la donazione di 6 defibrillatori che sono stati donati, uno dei quali tra l'altro, e le do subito la parola, sono stati donati 6 defibrillatori, uno dei quali è stato donato alla scuola Vittorio Emanuele Orlando, dove sapete è accaduto un terribile accadimento alla piccola Marta, e proprio un defibrillatore è stato donato a questa scuola. Ma ancora, Presidente, parliamo anche di quella che è non solo la prevenzione, la protezione, ma è anche quello di creare sinergie. Voi vi rivolgete anche ad enti statali, non statali, chiunque possa essere da supporto per creare una rete fitta ed importante, giusto Presidente?
Assolutamente sì. Diciamo, purtroppo la pandemia da Covid-19 ha rallentato inevitabilmente le nostre attività all'interno delle scuole, perché purtroppo le scuole sono state chiuse per la maggior parte del tempo, per cui noi abbiamo cercato, non ci siamo chiaramente demoralizzati e abbiamo cercato comunque di dare un contributo. La donazione dei defibrillatori va proprio in quella direzione, cioè non potendo noi fare qualcosa di concreto nell'ambito della prevenzione, quantomeno cerchiamo di donare degli apparecchi, delle apparecchiature, appunto i defibrillatori, che sono in grado di intervenire in caso di problemi diciamo importanti, in caso di eventi particolarmente pericolosi come quelli di un arresto cardiaco in un bambino, in un giovane in ogni caso. Per cui appunto abbiamo donato questi 6 defibrillatori a altrettante scuole diciamo, di Palermo. Però chiaramente l'unione fa la forza, per cui l'associazione le associazioni che sono coinvolte in questo progetto devono sicuramente essere supportate, aiutate dalle istituzioni, dalle amministrazioni comunali, comunque diciamo, da persone che operano per esempio nel settore sportivo, perché è lì che maggiormente vengono sottoposti a stress i giovani che praticano uno sport, per cui chiaramente facendo una rete strettamente collegata fra il terzo settore da una parte, le istituzioni e il mondo sportivo, sicuramente i risultati potrebbero essere molto, molto più significativi, e quindi io auspico che nel prossimo futuro questa sorta di relazione, collaborazione quantomeno si instauri, ma anche si rafforzi, in modo da ottenere risultati molto più significativi rispetto a quello che stiamo ottenendo adesso, che sono già dei risultati che ci confortano, perché insomma sono sotto gli occhi di tutti, insomma. Grazie Presidente. Dottor Fazio, sempre all'interno di quella che sono le finalità del progetto c'è anche la formazione, ci sono corsi di primo soccorso. Diciamo che noi facciamo una delle cose che abbiamo fatto in affiancamento a quello che è stata la donazione dei defibrillatori, è stato la formazione del personale. Abbiamo fatto dei corsi di primo soccorso alle forze dell'ordine e abbiamo fatto dei corsi di primo soccorso ai professori, in maniera tale che mettiamo gli strumenti nelle mani di persone che sono adeguate alla finalità. Oggi nei corsi di primo soccorso spieghiamo una cosa fondamentale, cioè il fatto che un intervento di defibrillazione ha un effetto massimo se viene effettuato entro 2-3 minuti. Pertanto soltanto se in ogni ambiente noi riusciamo a creare manodopera competente, allora possiamo realmente salvare una vita. Un intervento di defibrillazione che viene ritardato oltre i 10 minuti dall'evento che ha scatenato l'arresto cardiaco ha una possibilità di azione del 2%, cioè ne muoiono 98%, e questo può essere assolutamente fondamentale. Quindi la cultura, ancora una volta, è una cultura che ci porta avanti. Quale potrebbe essere il sogno più bello e più importante per poter, come dire, donare almeno la tranquillità e la sicurezza di poter affrontare anche i casi imprevisti che si verificano all'interno delle scuole? Allora, il problema è avere sempre la tranquillità del fare tutto quello che si può. E io penso che sicuramente ognuno di noi che si prodiga a favore di un altro suo simile e cerca di fare tutto il possibile può e deve stare tranquillo, e lo deve fare nella serenità, nella maggior serenità possibile. Se ho interpretato bene la domanda, perché la sento un po' male, che la linea è un po' disturbata. Sì, no, chiaramente è importante anche avere in ogni scuola, volevo anche arrivare oltre naturalmente a quello che è il nostro personale impegno, è quello di arrivare all'interno delle scuole affinché si possa avere un defibrillatore, affinché ci sia personale che possa dare soccorso. Sicuramente il progetto della Società Europea di Cardiologia, della Società Italiana di Cardiologia e di Cardiologia Pediatrica, è quello di diffondere un defibrillatore in ogni ambiente pubblico e anche negli ambienti privati più grossi. È stato proposto da una legislazione che poi è stata accantonata in un secondo tempo, ma verrà riproposta, di metterlo in ogni supermercato, di metterlo in ogni stazione dell'autobus, di metterlo in ogni punto in cui si crea un affollamento.
E oggi abbiamo imparato a capire quali punti creano gli affollamenti. Adesso dal Covid dovremo capire in quali punti mettere i defibrillatori. Quindi è qualcosa, stiamo studiando, stiamo continuando a studiare. Stiamo andando avanti. Ivan, ultima battuta a chiudere questo appuntamento. Abbiamo rubato qualche minuto, chiediamo scusa alla redazione, però abbiamo rubato qualche minuto. Ivan, chiudiamo con una battuta. Io volevo... Ma in realtà è un messaggio di speranza che noi stiamo dando. Chi oggi ascolta e vede questa diretta trova tanta speranza, tanta voglia di vivere, tanta voglia di continuare a vivere. Io vorrei chiudere dicendo che, come si dice da noi, si chiude una porta, si apre un portone. Quindi in questo caso vorrei dire, si chiude una orta, si apre un ortone, non lo so, comunque dico, mettiamoci, scusate, lo so, ma ci stava comunque così. Ciao Davide, ciao Catiuscia e grazie veramente ai dottori, grazie. No, ma Ivan, non pensare mica che te la cavi così, sai, tu ormai insomma sei venuto, sei già stato ospite qui del nostro programma. Noi vi ringraziamo alla presidente Maurizio Fabri, presidente della Stella di Lorenzo. Volevo ringraziare il dottor Giovanni Fazio, volevo ringraziare Ivan Fiore, volevo ringraziare il padrone di casa, Davide Morici, e naturalmente il saluto anche a Tommy Occhipinti, ad Abra, il Cuore di Andrea, il Movimento per la Salute dei Giovani, a tutti coloro che si adoperano per portare avanti questo bellissimo e nobile progetto. A questo punto, per salutare, per chiudere, affinché il mio regista Paolo Gatto possa mandare la sigla, carissimi signori, devo chiedervi, per favore, potreste avvicinarvi un attimo alla camera? Così, soltanto un attimo. Siamo Presidente, venga avanti. Vicini, ecco. Okay. Adesso dovreste ripetere con me, io compro siciliano. Presidente, anche lei che è a Roma, siciliano, sono a Roma, certo. Ma vengo spesso giù. E quindi compri siciliano. Grazie per essere stati con noi, ci piace. Arrivederci, sì. Ciao, grazie. Ciao. Hey!